Grave lutto per Luis Enrique. È morta la figlia Xana di 9 anni a causa di un tumore alle ossa. L'ex allenatore della Roma si era dimesso dal ruolo di tecnico della Spagna lo scorso 19 giugno per stare accanto alla famiglia e alle cure della piccola. Dopo 5 mesi di lotta, la bambina non ce l'ha fatta. La notizia è stata data dalla famiglia attraverso un comunicato. Nostra figlia Xana è morta all'età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l'osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Ringraziamo anche il personale degli ospedali San Joan de Déu e San Pau per la loro dedizione e cure, i medici, le infermiere e tutti i volontari. Un ringraziamento menzione speciale al gruppo di sacerdoti di San Joan de Déu. Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita, nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa, Xanita. Famiglia Martinez Cuyel. Per il momento Patrick Schick blocca il mercato della Roma. La trattativa con il Lipsia e con lo Schalke 04 non decolla perché Petracchi, di essere giallorossi, vuole inserire l'obbligo di riscatto che i tedeschi non accettano. Il Lipsia potrebbe anche accettarlo legandolo alla qualificazione in Champions League. Intanto però ci sono i 20 milioni da pagare alla Sampdoria entro giugno e la Roma vuole recuperare subito quei soldi, altrimenti tanto vale portare a scadenza il giocatore e tenerlo in rosa. Il ceco ha chiesto di andare via. Dopo l'arrivo di Smalling manca da sistemare l'attacco e l'uscita di Schick libererebbe Kalinic, per il quale è tutto fatto, ma il croato resta ancora congelato. Valentino Rossi conferma l'energia mostrata nel GP di Gran Bretagna. Nella prima parte dei test a Misano, infatti, il pilota della Yamaha ha chiuso al secondo posto, con un tempo inferiore a quello di Quartararo per soli 24 millesimi. Terzo posto per Michele Pirro, test rider della Ducati, seguito da Viñales e Marquez. Intanto sono arrivate buone notizie anche per Andrea Dovizioso. Dopo la caduta a Silverstone, il pilota della Ducati si è sottoposto alle visite mediche di rito sul circuito romagnolo, che non hanno evidenziato alcun problema fisico. Ha quindi ricevuto il via libera dai medici per ritornare in pista. La Formula 1 ha pubblicato il calendario provvisorio per la stagione 2020. Sono previsti 22 GP, un record nella storia del circus. Come da tradizione, si inizia in Australia il 15 marzo, a Melbourne, per chiudere il 29 novembre ad Abu Dhabi. In Italia l'appuntamento è a Monza il 6 settembre. Sono 2 le sorprese per il prossimo anno. La prima è che dopo 35 anni di assenza, il 3 maggio torna il GP d'Olanda. La seconda riguarda il terzo appuntamento iridato, che si terrà il 3 aprile in Vietnam, novità assoluta. Come previsto non è incluso in calendario il GP di Germania, per cui non si è trovato un accordo economico tra gli organizzatori e Liberty Media.